È stata scarcerata Kate Omoreb, la giovane nigeriana detenuta nel carcere di Castrovillari. La donna ha ringraziato il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, Franco Corbelli e tutti coloro i quali si sono attivati sottoscrivendo la petizione in suo favore. Dopo le formalità di rito presso la questura di Cosenza, Kate raggiungerà un centro di accoglienza per rifugiati politici a Roma. Rapinatori in azione questa mattina a Torre Melissa nel Crotonese. Il bottino, da quanto si è potuto apprendere, si aggira intorno ai 150.000 euro. La rapina è avvenuta intorno alle 8:30, orario di apertura della filiale della Banca di Credito Cooperativa del Crotonese, che si trova proprio sulla strada 106. Sull'episodio stanno indagando i carabinieri della compagnia di Ciro Marina. Da uno studio effettuato dal Sole 24 Ore sui dati ISVAP è emerso che Crotone è la provincia calabrese in cui è più alto il numero di truffe alle assicurazioni auto, con 376 incidenti registrati nel 2010. Nella classifica delle 10 province con più truffe Crotone si piazza al quarto posto, mentre al nono c'è Reggio Calabria con 1273 incidenti. Ottimo esordio stagionale per la Vigor Lamezia che batte al Dippolito il Fano per 1-0. A decidere il match la rete messa a segno da Mancosu. Pari esterno per il nuovo Catanzaro di Ciccio Cozza, gara che termina a reti bianche sul campo del Melfi. Ottiene un punto anche la Vibonese che esce imbattuto dal terreno del Neapolis. 2-2 il risultato finale, marcatori Ducara e Puntoriere.